Segno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno al professor Fabrizio Pezzani che come buongiorno tutti a voi. I venerdì è con noi e grazie per questa sua presenza professore emerito di economia alla Bocconi e oggi prenderemo come spunto due figure al vertice delle rispettive istituzioni. Stiamo parlando di Donald Trump, Stati Uniti d'America, ma anche di Ursula von der Leyen, Commissione europea. Proprio ieri Donald Trump ha parlato a Davos sostanzialmente anche di Europa e all'Europa. Allora, per farla molto corta, professore, si può tentare di riassumere così. Allora, il Green Deal è un green bluff, ha detto Trump. La politica green è un bluff, è un imbroglio. L'auto elettrica, anche quella è un bluff, è un imbroglio, nonostante sia prodotta dal suo grande amico e supporter e partner di governo sostanzialmente, o diciamo capo della cavalleria trumpiana che è Elon Musk. Però saremo i leader dell'intelligenza artificiale, delle criptovalute e nel contempo vogliamo riportare anche la produzione manifatturiera, l'industria vera, pesante o anche quella, diciamo così, medio-piccola negli Stati Uniti, la produzione reale. Si possono tenere insieme tutte queste cose? E che figura, diciamo, è dal tuo punto di vista, professore Donald Trump? Peraltro circondato da quella che è l'élite, diciamo così, autocratica del capitalismo americano, perché il suo insediamento è stata una raffigurazione plastica di quello che sarà il prossimo capitalismo del futuro. Qualcuno, anzi, intravede, diciamo, non solo l'orizzonte americano, ma mondiale, perché gli autocrati saranno sempre tre: America, Russia e al posto della Gran Bretagna e dell'Europa la Cina. Tutte sostanzialmente tese ad abbracciare un nuovo modello di capitalismo, che è quello che Trump ci ha presentato il giorno del suo insediamento. Nel nome, diciamo così, del recupero di qualcosa dalla vecchia economia, torneremo a produrre, no al Green Deal, no all'elettrico, ma sì al futuro, intelligenza artificiale, criptovalute e appunto un pieno dominio del business, del capitalismo, dei chief executive officer, che sono tutti stati presenti all'inaugurazione di Trump. È così, non è così? Come la vedi tu, professore? Io la vedo male. E poi cerchiamo di capire la controparte, l'Europa, no? Che secondo molti analisti è destinata a scomparire, perché le tre autocrazie mondiali che declineranno più o meno questo nuovo capitalismo non prevedono l'Europa. Dicevamo Russia, che verrà ricondotta all'ovile, più o meno, Stati Uniti e Cina. E l'Europa di von der Leyen come la vediamo in questo quadro? Perché abbiamo scelto il Brucaliffo come immagine della nostra trasmissione di oggi? Così mettiamo tutto insieme. Quello poi lo recuperiamo dopo. Quello che a me è venuto in mente guardando questa Ursula von der Leyen, che per 4 anni è stata lo zerbino di Biden, su cui ha camminato imponendole il Green Deal, imponendole le auto elettriche, imponendole il cappotto delle case, eccetera, per essere poi smentita totalmente da Trump, che dice esattamente il contrario, insomma, no? E questo è importante capire, poi parliamo anche di Trump, ma è importante capire questo fatto, che è stato soprattutto la manovra di un grande business, perché i grandi fondi americani, BlackRock, da Stetson Street, Vanguard, JP Morgan, eccetera, nei 4 anni precedenti hanno finanziato prevalentemente imprese che facevano delle politiche di green economy e quindi sono state sostanzialmente penalizzate quelle imprese che non avevano nei programmi la green economy. Adesso che si è rivoltato il passo, gli stessi fondi, State Street, Vanguard, BlackRock, JP Morgan, eccetera, cosa fanno? Finanziano le imprese che non fanno il Green Deal. E quindi siamo di fronte a una manovra
finanziaria assolutamente usuraia, insomma, no? Cioè ha approfittato di questa situazione per imporre delle logiche di business. Adesso noi ci troviamo in un pasticcio. Trump è una evoluzione storica, no? E dal punto di vista politico sembra voglia recuperare la vecchia dottrina Monroe, quella del presidente Monroe, che disse sostanzialmente: signori, aveva picconato i confini dell'America, dell'America del Sud, eccetera, dicendo questo è il nostro territorio sostanzialmente, e quindi non venite a romperci le scatole nel territorio designato. Quindi questa fu la famosa dottrina Monroe, e Trump, con questa sue affermazioni di prendo la Groenlandia, prendo il canale di Panama, prendo il canale di Panama, prendo il Canada, eccetera, sembra dimostrare una, fra virgolette, volontà di annessione, no? Che mi ricorda, unitamente alla posizione di Musk e alla posizione dei suoi tecnocrati, no? Una posizione che mi ricorda molto la Nietzsche, cioè mi ricorda il superuomo di Nietzsche, Übermensch, no? Dove sostanzialmente Nietzsche definiva il superuomo quello che passa sopra e che rifiuta lo status quo, rifiuta lo statalismo, quindi ha una posizione che venne poi in un qualche modo assunta, non esattamente così, ma venne assunta dal nazionalsocialismo di Hitler. Quindi Hitler impose dicendo: noi adesso conquistiamo la Polonia, conquistiamo questo, e impose il mito della razza ariana. Qui abbiamo il mito del Golfo degli Stati Uniti d'America e non più il Golfo del Messico. Abbiamo l'affermazione di soggetti, di tecnocrazie, e qui è il problema, perché, come hai detto nella Inauguration Day, c'erano, di fatto non c'erano politici, c'erano sostanzialmente dei tecnocrati, i quali sono tutti soggetti assolutamente egomani, per cui come fai a far convivere nel pollaio più galli, tant'è che Musk si sta già scontrando con Altman per l'intelligenza artificiale e dice: no, non va bene spendere tutti quei soldi per l'intelligenza artificiale, e Trump gli ha detto: a te non va bene quando diamo i soldi non alle tue aziende ma alle aziende degli altri. Quindi è tutto evidente che la posizione di questi tecnocrati sarà quella di privilegiare gli interessi personali e non il bene comune degli Stati Uniti, tant'è che nel discorso di Trump non si è minimamente sentito di problemi fondamentali del paese, che sono i problemi sociali legati alla povertà, alla disoccupazione e alla quelli senza casa, insomma, no? Gli homeless. E questo è ancora più grave, perché questa situazione di conflitto interno, no, che colpisce i media crea delle situazioni di scontri sociali, insomma, no? Lui ha parlato all'inizio di riunire le diverse identità degli Stati Uniti, e quindi c'è questa affermazione di una volontà di potenza, no? Ora, in realtà, questa affermazione del monopolarismo rispetto a un mondo che è diventato bipolare diventa difficile da poter realizzare, tant'è che subito dopo i primi decreti esecutivi hanno cominciato a verificarsi le reazioni negli stati democratici, per cui sono state, fra virgolette, impugnate le prime dichiarazioni, i primi decreti attuativi di Trump, sono stati accusati di incostituzionalità da alcuni stati democratici. È cominciata il rinvio al paese d'origine degli immigranti non regolarizzati, ma stiamo parlando di 500 persone, qui parliamo di milioni, voglio vedere come sarà
di fronte a milioni di persone. Quindi la tecnocrazia non ha più a che fare con la politica, ma domina la politica. Ecco, ma dal tuo punto di vista, professore, questo è l'inauguration day di un nuovo modello capitalistico o di un nuovo modello politico o tutte e due? Soprattutto di un nuovo modello capitalistico, perché quando si pone al governo le oligarchie, la tecnocrazia non ha nessuna considerazione per gli aspetti sociali, quindi noi potremmo dire è una socialdemocrazia che ricorda molto quella, diciamo, hitleriana per certi aspetti, ma il Nietzsche sostanzialmente, no? Quindi io non Ecco, vedo perché tu ci vedi questa eco, diciamo, mi veniva da dire sinistra, non è la parola giusta, questa eco, diciamo così, autoritaria, addirittura nazistoide. Perché secondo me è l'effetto della storia, no? Cioè gli Stati Uniti hanno sempre vissuto, dal momento in cui è caduto il muro di Berlino, hanno vissuto questo periodo storico come No, un periodo... te lo chiedo perché c'è chi invece vede in questa vittoria di Trump l'esatto opposto, cioè il trionfo della iperlibertà, del libertarismo, no? Libertà di espressione, niente più censura, intelligenza artificiale intesa come prateria di libertà, non di costrizione. L'esatto contrario, insomma, no? Sì, però Si può andare di qua o di là. no, però il problema qual è? Che l'abbiamo già visto adesso, cioè con il neoliberismo, cioè noi abbiamo attuato un sistema e un processo di neoliberismo che se non è governato le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, e cioè il neoliberismo in quanto tale afferma la ricerca personale dell'ottimo e quindi la ricerca personale dell'ottimo crea un mondo ad elevata conflittualità e quindi crea disoccupazione, ma crea soprattutto una enorme disuguaglianza, per cui oggi abbiamo una disuguaglianza fra le classi che non ha precedenti nella storia. Quindi il liberismo, e qui continuiamo a giocare con le parole, no? Noi lo stiamo già vivendo il neoliberismo nella finanza, noi lo stiamo già vivendo non regolamentato e il neoliberismo è fallito, questo è nei fatti. Quindi laddove il neoliberismo non è governato da regole sociali, da regole di controllo sociale, è inevitabile che come stiamo vivendo adesso porti a uno scontro sociale. Perché? Perché il liberismo realizza o porta a realizzare il massimo personale di ogni persona anche contro gli altri. Quindi il neoliberismo in quanto tale è assolutamente asimmetrico rispetto al concetto di bene comune. Il bene comune non emerge da nessuna parte delle parole di Trump, quindi per me è un grosso rischio e l'affermazione neoliberista è rafforzata dalla tecnocrazia. Queste persone pensano all'interesse personale, non pensano al bene comune, cioè Trump, Musk e gli altri, Zuckerberg, Bezos, questa gente pensa agli interessi personali, non pensa al bene comune. E oggi il vero problema degli Stati Uniti è il bene comune. Quindi il neoliberismo, scusa, il neoliberismo, se non è regolamentato, lo stiamo vedendo nei fatti, ripeto adesso, noi siamo in un modello neoliberista, questa è la realtà dei fatti, per cui io credo che questo modello non regolamentato non farà che accentuare i disordini sociali a cui noi oggi siamo di fronte. Ecco, però uno potrebbe anche dire, professore, l'abbandono dell'ideologia green che tanto ha condizionato e condiziona, diciamo, gli sviluppi futuri dell'economia, per tornare invece a parlare di produzione, di manifattura, non è un segno positivo questo. Poi bisogna capire se è realizzabile e percorribile in quella strada che tu hai disegnato poco fa, no? Allora, è del tutto evidente che il modello, fra virgolette, non userei neanche più politico, direi il modello economico. Il modello economico in un qualche modo ha soffocato il modello politico. Quindi oggi noi siamo governati
da principi economici, finanziari, direi, sempre meno da principi politici. Perché? Perché a differenza di una volta che la finanza interveniva sui politici per orientare le decisioni proprie da parte dei politici, oggi il paradosso qual è? Che la finanza occupa lei i posti decisionali, mentre prima influenzava dall'esterno il mondo politico per orientarlo verso i propri interessi. Oggi la finanza occupa i posti all'interno dell'amministrazione, e quindi il paradosso è questo, insomma, no? Per cui alla fine anche il discorso di riportare, ma tu fai i dazi, ma cosa vuoi fare i dazi? Cioè il problema, se tu hai trasferito il 90% della tua produzione in Cina, ma l'hai trasferito non dalla sera alla mattina, l'hai trasferito in 30 anni. Per cui che cosa è successo? Che quei soggetti che inizialmente erano dei meri esecutori sono diventati depositari di brevetti, per cui la Cina oggi è il paese col più alto numero di brevetti tecnologici sul mercato, tant'è che sono iniziate al tempo le macchine elettriche. Adesso le macchine elettriche cinesi stanno dominando il mercato. Il paradosso della Tesla è che produce prevalentemente in Cina, quindi l'idea di riportare indietro attraverso dazi o quant'altro le attività manifatturiere che si sono ristrutturate all'estero, quindi questo comporterebbe la necessità di destrutturare le iniziative, le fabbriche all'estero per riportare negli Stati Uniti, dove, come, quando, chi è che investe su una cosa di questo genere sostanzialmente? Per cui io credo che questo percorso sia nel breve termine assolutamente infattibile. Allora, È un modo, come dire, per governare le emozioni, per governare il consenso. ecco, c'è un ricambio di classe dirigente, però per certi versi, no? È anzi un passaggio di oligarchie da una parte all'altra, perché la Silicon Valley è passata con Trump, Zuckerberg passa con Trump, Elon Musk è con Trump, era democratico fino a qualche anno fa, tutti ricordano. La finanza passa con Trump, e proprio ieri mi sembra il presidente Trump è intervenuto al meeting di Davos, no? E ha detto cose molto brutali, anche dirette all'amministratore delegato di Bank of America, Moinian. Gli ha detto: spero che tu inizierai ad aprire la tua banca ai conservatori, spero che cambiate perché ciò che fai è sbagliato. Tu e Jamie Dimon, JP Morgan, cioè praticamente tutti allineati da una parte sola, questo è il punto, no? C'è un massiccio schieramento di tutta quella che è stata l'oligarchia imprenditoriale, finanziaria, bancaria, tecnocratica, come l'hai chiamata tu, americana, con Trump. Ecco, questo, ritorno a bomba, può favorire, diciamo, un ritorno all'economia produttiva, o è veramente impossibile dal tuo punto di vista che si vada a un rilancio dell'economia reale e quindi anche del benessere sociale? Allora, Perché da quello dipende. Sì, ricordiamo che il lavoro manifatturiero negli Stati Uniti conta per il 10% del PIL, va bene? Cioè, mentre una volta era il 50-60%, oggi conta il 10% del PIL, e le altre percentuali sono legate ai servizi sanitari, previdenza, esercito, 850 miliardi, eccetera. Ora, dal punto di vista delle affermazioni politiche, puoi dire sì, potrebbe anche dire non l'ha detto, ma sarebbe stato diverso se avesse detto dovete cominciare a finanziare le piccole e medie imprese. No, i conservatori. Questo sarebbe stato un segnale forte. I conservatori che cosa vuol dire? Vuol dire Noi. noi, ma non vuol dire che i noi siano quelli che vanno bene sostanzialmente, no? E dal punto di vista tecnico, proprio temporale, tecnico, quando tu hai impiantato delle attività produttive nell'estremo oriente, che sia il Vietnam,
che sia la Birmania, che sia la Cina, che sia la Corea, eccetera, ora hai consentito a loro nel tempo di costruire delle competenze tecniche a un costo che per te non sarà mai realizzabile. Quindi tecnicamente io lo vedo molto, molto difficile nel breve tempo. Invertire un flusso produttivo che è andata avanti per 30 anni, una filiera produttiva, cioè sostanzialmente devi cambiare la filiera produttiva. Ecco, professore, Questo secondo me non è possibile. siccome c'ho l'occhio all'orologio, ci mancano 8 minuti, poco più, e ti volevo chiedere questo. In questo scenario, l'altro personaggio che avevamo preso come punto di riferimento per la nostra conversazione di oggi è Ursula von der Leyen, sintesi di quella che possiamo chiamare l'Europa o Unione Europea. Ecco, dal tuo punto di vista, come è messa l'Unione Europea in questo quadro? Perché a me pare, sommariamente, quello che dicevo prima, che in realtà Trump sia un fattore di stabilizzazione di tutte le oligarchie mondiali. Ne escono, infatti, tutti sono pronti a dialogare per Realpolitik, sia la Russia sia la Cina. In questo quadro l'Europa va in un'ombra incredibile, diventa serie C. Il problema dell'Europa è la governance, no? L'abbiamo detto più volte che la Ursula von der Leyen era una figura non idonea a governare l'Unione Europea. Non idonea perché? Perché il modello culturale della Ursula von der Leyen, che a suo tempo era stata ministro della difesa nella Germania della Merkel, non ha il modello culturale legato a una creatività, all'innovatività. Quindi nei 4 anni del suo governo, che cosa è successo? Come abbiamo detto, che lei ha fatto lo zerbino, cioè è stato il portaordini di Biden, del Pentagono e comunque della politica americana, no? Portandoci al Green Deal, portandoci alle auto elettriche, portando alla distruzione di un sistema economico che adesso si trova favorito paradossalmente dalle politiche di Trump. Io ho paragonato la Ursula von der Leyen ad Alice nel Paese delle Meraviglie, no? E Alice nel Paese delle Meraviglie è questo romanzo di Lewis Carroll, no? Che scrisse, lui insegnava al Trinity College di Oxford, dove insegnava anche Tolkien, quello dell'Hobbit, no? Ecco, e da Tolkien che cosa possiamo prendere? Che questi qua, lei si è circondata di persone, ha fatto una commissione, no? Il problema è la governance, perché i problemi non sono mai problemi economici o problemi tecnici, i problemi sono sempre e solo problemi di uomini, o hai uomini adatti o hai uomini non adatti al sistema. Lei si è circondata, essendo stata eletta con i voti di Macron e con l'influenza di Scholz, che adesso sono 2 perdenti, lei si è circondata di figure che rappresentano una commissione, fra virgolette, perdente, per cui adesso c'hai il partito, la Le Pen in Francia, la Bulgaria con Orbán, abbiamo poi l'Austria con il nuovo presidente di destra, poi hai la AfD della für Deutschland, Alternative für Deutschland della Germania, no? Su cui ha puntato Trump, non Trump, Elon Musk. Allora, tu hai un Elon Musk che si permette di andare a entrare nel Parlamento di altri, fare delle politiche elettorali, eccetera. Quindi in realtà l'Europa è diventata priva di una sua anima. Addirittura abbiamo lei ha voluto insediare, come dice il mio amico Giulio Sapelli, cioè il problema è che la UE sta assegnando il potere agli stati baltici, no? Che non contano lo stesso numero di abitanti di Roma, Estonia, Lituania, eccetera. Quindi è proprio 2 commissari baltici, quello dell'Estonia, la Kallas, è andata a dire ci dobbiamo preparare perché dobbiamo fare la guerra alla Russia, no? Ora, per riprendere Tolkien e l'Hobbit, diremmo che questi qua sono stati vittime dei cosiddetti dissennatori, no? Non Tolkien, la Rowling,
no? Con Harry Harry Potter. Potter, no? I dissennatori. Questi sono stati oggetto di dissennatori. Ora, come fai a dire che noi dobbiamo prepararci per attaccare la Russia? La Russia non ha nessun interesse a venire in Europa, dobbiamo chiudere, fa fatica a governare il 20% dell'Ucraina, che cosa si viene in mente, insomma, no? Per cui l'Europa va profondamente ripensata. Oggi è spaccata, perché hai da una componente, quella che ha contribuito a eleggere la Commissione è una componente perdente dell'Europa, mentre invece la componente, fra virgolette, che afferma e che si è visto all'inauguration day di Trump, c'era tutta la destra del mondo occidentale, intendiamoci, Sì. c'era tutta la destra del mondo occidentale. Quindi il problema vero è l'Europa o trova un suo cammino unitario, come ha detto il presidente Mattarella l'altro giorno, insomma, no? nella sua Lectio Magistralis, o l'Europa trova una sua unità, oppure ogni paese singolo contrapposto a poteri più forti diventa vittima. Quindi il vero problema è che noi abbiamo una Commissione europea di Alice nel Paese delle Meraviglie, che si meraviglia, cioè questa qua va in India per riscoprire che cosa, la via della seta, la via di che cosa, insomma, no? Cioè ha abbandonato la Cina, riprende con l'India. Qui siamo senza un governo reale, insomma, questo è il problema. E noi come paese ci troviamo in una situazione, fra virgolette, di stallo, perché da una parte questa, diciamo, questa vicinanza agli Stati Uniti da parte del governo italiano è stato visto con estremo dispetto dal punto di vista dell'Unione Europea. Quindi possiamo noi essere degli interlocutori vari? Secondo me no, perché Trump se ne fotte della Unione Europea e pensa invece a contrastare, insomma. E ricordo sempre quello che diceva Kissinger, e cioè che essere nemici degli Stati Uniti è pericoloso, ma essere amici è mortale. Per cui alla fine questo dimostra da una parte l'insipienza della von der Leyen e di una commissione costruita da Alice nel Paese delle Meraviglie, e dall'altro abbiamo il brucalifo Trump che abbiamo il brucalifo Trump, abbiamo il cappellaio matto che è Elon Musk, abbiamo il bianconiglio, abbiamo i personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie. Professore, poi riprenderemo questa analisi, senz'altro. Intanto però manca 2 minuti alla fine, scarsi, e ti devo chiedere, mi corre l'obbligo di chiederti un commento rapido sulla notizia che sta aprendo adesso la prima pagina dell'agenzia ANSA e tante altre prime pagine, cioè la notizia per cui Monte dei Paschi tenta la scalata a Mediobanca, lanciando un'offerta di scambio per 13 miliardi e 300 milioni, quello che l'agenzia ANSA definisce stamani adesso un terremoto nella finanza, che coinvolge anche Generali, un altro assetto di potere storico finanziario in Italia e non solo. L'operazione potrebbe rivoluzionare gli assetti finanziari italiani, e l'amministratore delegato di Montepaschi, Lovaglio, aveva già prospettato al ministro Giorgetti questa operazione, lo ha detto lui, a fine 22. Il Ministero dell'Economia non ha messo alcun limite, bisogna essere coraggiosi. Il Ministero dell'Economia, ricordiamolo, controlla, è il primo azionista di Montepaschi attualmente con l'11,7%. Il secondo è Del Vecchio con la sua Delfin, che però è anche il primo azionista Del Vecchio con la Delfin di Mediobanca col 19,81%. Secondo il gruppo Caltagirone, terzo il gruppo BlackRock americano e poi Mediolanum. Questo per quanto riguarda Mediobanca. Per quanto riguarda invece il Monte dei Paschi, oltre al Ministero dell'Economia e al 9,7% Del Vecchio, abbiamo anche qui Francesco Gaetano Caltagirone, il gruppo Caltagirone, terzo azionista con il 5 e poi BPM. In sintesi, che operazione è questa dal tuo punto di vista, professore? Allora, questa qua è un'operazione di creare una sorta di terzo polo bancario italiano dopo Banca Intesa e Unicredito. Sulla realizzabilità io ho molti dubbi. Certamente il governo e Giorgetti insistono molto sulla operazione del Montepaschi, che hanno visto e vedono come alternativa
alla crescita di Unicredit, che puntava inizialmente a Commerzbank, però adesso ha trovato come opposizione il governo tedesco e l'offerta di Unicredit sulla BPM, no? Quindi è chiaro che se Unicredit comperasse la BPM diventerebbe forse il primo polo italiano, ma il problema è che la minaccia della cosiddetta golden power, cioè di usare una quota di share, di azioni per bloccare un'operazione, la puoi fare se questa favorisce degli stranieri, ma Unicredit sul BPM non favorisce degli stranieri. Quindi il problema è stato come arginare la richiesta di Unicredit di fare un'OPA sul BPM. Questa è sostanzialmente un'alternativa contrapporgli questa operazione, ridimensionare l'Unicredit e cercare di verificare se è possibile fare il terzo polo italiano del bancario, del credito. Allora, anche di questo riparleremo, intanto sono le 11, ci dobbiamo salutare qui. Ringrazio come sempre Fabrizio Pezzani, grazie professore. Riprenderemo tutti i temi di quest'oggi perché se ne parlerà a lungo nei prossimi mesi. Grazie al professor Pezzani. Grazie a voi tutti, un saluto a tutti. Buona giornata e saluti al Brucalifo. Ciao. Avete ascoltato